Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, rieccoci insieme con questo speciale dei replay su Teleeuropa Network in cui si parlerà solo ed esclusivamente del derby e della Serie B, della quarta giornata di andata che si è giocata appunto ieri sera e naturalmente abbiamo messo in campo tante cose per questo derby del Granillo. Io ringrazio Vincenza che è oggi con noi, Vincenza Gallo, grazie come compagna di viaggio. Buon pomeriggio Franco, grazie anche oggi per avermi invitato e un abbraccio alla nostra Stella Battaglia che ovviamente ci sarà la prossima volta qui con Replay. Ok, salutiamo anche Stella Battaglia e io vado subito a presentarvi gli ospiti, anzi presentali tu. Allora, per me è un piacere presentare ovviamente Attilio Malena, che lo conosciamo tutti ormai. Buon pomeriggio a tutti. E a seguire il direttore, se non erro, anche di una pagina Facebook abbastanza importante, Diretta Calabria News. Calabria Diretta Esatto. News, Francesco Mannarini, eccolo Francesco qua, scrive anche su Mandarino. Gazzetta del Sud, grazie Francesco per aver accettato l'invito. Allora, visto che abbiamo tanti collegamenti telefonici, direi di fare un primo giro, poi andremo a vedere i risultati della classifica, andiamo a vedere gli highlights anche di questo derby terminato 0-0 ieri sera al Granillo di Reggio Calabria. Che partita è stata che tu l'hai seguita? So che l'hai seguita anche con i siti eccetera. Dovevamo preparare un titolo, direi che si sintetizza al meglio con Il Tanque ipnotizzato da Vladimiro Falcone, che poi è stato l'uomo in più del Cosenza, assolutamente ha preso l'impossibile, confermando di essere assolutamente uno specialista sui calci di rigori. Buona partenza del Cosenza da quanto comunque si è visto in campo nei primi 5 minuti, poi la Regina è salita in cattedra, è successo l'impossibile con una dinamica per la verità poco chiara sul rigore annullato, con il rigore poi concesso. La Regina poi nel secondo tempo, con l'inferiorità numerica in meno del Cosenza, il live motive del secondo tempo era chiaro a tutti. La Regina ha cercato, probabilmente mancando nel concretizzare le azioni offensive, il Cosenza porta a casa un punto pesantissimo. Dall'altra parte la Regina non può che uscire rammaricata per una gara che si poteva tranquillamente vincere, ma l'abilità del Cosenza di difendersi con ordine, ovviamente ringraziando una verve straordinaria di Falcone. In questo bisogna anche ringraziare dal mio punto di vista il direttore sportivo Stefano Trinchera. Quando c'è da attaccare è giusto che si attacchi, però quando c'è da tessere le lodi di un direttore sportivo che porta Cosenza in una situazione economica molto complicata, un estremo difensore che si cala da subito perfettamente, bisogna fare i complimenti. Nel complesso 90 minuti molto molto intensi per un derby nonostante tutto molto sentito. E vi aggiungo che Vladimiro Falcone proviene dalla Sampdoria, lo ha cercato, lo ha fortemente voluto e qui insomma, sta dimostrando tutto il suo valore. Francesco Manarino, sei d'accordo su quello che ha detto in questo momento Attilio? Sì, Franco, grazie intanto per l'invito. Sono molto d'accordo su quello che ha detto l'amico Attilio. È stata una bella partita, parliamoci chiaro. La Regina da una parte c'è una squadra che è assolutamente forte, si è vista sul campo, c'è un allenatore, mister Toscano, che non c'è nulla da dire con altri suoi colleghi, però dall'altra c'è questo Cosenza che sinceramente potremo e si potrà ritagliare belle soddisfazioni quest'anno, perché vedo una rosa forse non competitiva assolutamente come la Regina, però con qualche elemento e con un mister Occhiuzzi che secondo me arriverà a palcoscenici importanti. Lo ha detto chiaramente, lo hanno detto molti addetti ai lavori, lo hanno detto molti altri colleghi su questa scia. La partita è stata una bella partita, sono due belle squadre. Sono contento, se mi fai dire questa cosa, per la Calabria, perché abbiamo bisogno anche di entusiasmo. Dedicata anche questo derby a Giulia Santelli. Assolutamente, l'ho dedicato alla Presidente, ma noi abbiamo bisogno, noi calabresi sportivi, ma anche le famiglie, in questo clima un po' surreale di Covid, di entusiasmo. La Regina può dare entusiasmo, il Cosenza può regalare entusiasmo. Grazie per questo primo giro e allora andiamo a parlare con una persona che conosce gli allenatori forse più degli altri, o no, Vincenza? Sicuramente sì, Franco. Vediamo se c'è in linea il mister direttore sportivo Mirabelli. Vediamo se c'è. Buon pomeriggio Franco. Grazie Massimiliano Mirabelli, che bella sorpresa oggi con noi qui a Replay speciale sul derby. Allora Massimo, tu avrai visto sicuramente la partita ieri, Certo. Con Mimmo Toscano, che sono tuoi figliocci, poi c'era anche Michele Napoli da una parte, dall'altra parte appunto Roberto Chiuzzi con Moschella. E poi anche Moschella, 2 contro 2. Che partita e che derby è stato? Che partita hai visto? È stato un bel derby secondo me, dove si è visto
Sicuramente la Regina, che ha magari un organico forse un tantino superiore, ha cercato di fare la partita, però il Cosenza ho visto molto bene difendersi con ordine, anche dopo essere rimasti in 10. Occhiuzzi ha mantenuto la sua squadra con grande ordine. Alla fine bisogna dire bravi a tutti e due, perché in 10 Occhiuzzi non era facile fare più di quello che ha fatto, e invece Toscano ha messo una squadra che ha cercato dal primo minuto fino all'ultimo di vincere questa partita, però ha trovato, oltre che al portiere del Cosenza in gran vena, ma anche una squadra ordinata, quindi diciamo è stato un buon derby. Sentiamo se qualcuno degli ospiti, poi gli farò qualche domanda al direttore in chiusura. Partiamo con Attilio Malena. Sì, direttore, innanzitutto buon pomeriggio. Partendo dalla gestione di Mimmo Toscano da parte dei due assi in attacco, che c'entrano poco chiaramente con la categoria, ma in questo tipo di partite è più efficace poter contare su due calciatori come Denis o Menez, o in determinate circostanze rischiano di essere delle zavorre, secondo lei? Ma no, assolutamente zavorre no, sono giocatori che possono essere determinanti in ogni momento della gara, e anche in questo derby hanno creato tanto lì davanti, anzi per poco magari non andavano anche in gol, però ha detto bene, sono due giocatori importanti dove Mimmo Toscano, che li saprà gestire al meglio, li farà rendere per loro stessi e per la squadra. Sentiamo Francesco Mannarino. Direttore, ciao, un caro saluto. Vado dritto al sodo. Cosa manca alla Regina, cosa manca al Cosenza, che campionato può fare la Regina, dove può arrivare il Cosenza? Ma guarda, partiamo dal Cosenza. Il Cosenza è partito, diciamo, con i riflettori abbastanza bassi, secondo me meglio così, perché ha comunque rivoluzionato un organico tenendo diciamo Occhiuzzi, che aveva fatto una grandissima impresa, come ben sapete. Il Cosenza deve, così come hanno detto il presidente, il direttore, anche Occhiuzzi stesso, deve fare un campionato dignitoso, può farlo tranquillamente e non deve soffrire come lo scorso anno per, diciamo, salvare la categoria, che è una categoria abbastanza importante per Cosenza. Mentre a Reggio Calabria loro stesso hanno fatto dei proclami abbastanza, cioè non si accontentano di fare un campionato tranquillo, ma vogliono diciamo andare subito in A. Ce lo auguriamo tutti per la Calabria, che possa tornare la Regina in A, anche se questo campionato di Serie B è un campionato molto molto difficile, dove ci sono tante squadre che hanno investito tanto, e quindi sarà una bella lotta. L'augurio è naturalmente che le due squadre possano raggiungere tranquillamente i loro obiettivi. C'è Vincenza Gallo per te, direttore. Direttore, buon pomeriggio di nuovo. Io vado subito a leggerti un commento e una domanda che vogliono rivolgerti i nostri telespettatori. Ti chiedono: ottima prova di Lupi al Granillo, che in inferiorità numerica per quasi tutta la gara hanno portato a casa un punto d'oro. Ad avviso di molti, Roberto Chiuzzi ha spiegato, virgolettato ovviamente, a Mimmo Toscano come si mantengono le posizioni in campo anche senza avere un possesso di palla duraturo. Un commento a caldo anche su quella che è stata la frase in maniera molto goliardica detta dal mister Toscano ad Occhiuzzi: ha detto: non morite mai voi del Cosenza. Siete duri a morire. Siete duri a morire. Che cosa ne pensa, direttore? Lo sa bene Mimmo Toscano, perché oltre a conoscere bene Cosenza, dove ci ha giocato, dove ci ha allenato, conosce bene Occhiuzzi, e quindi il Cosenza è stato sempre un avversario storicamente duro per tutti, e soprattutto nei derby contro la Regina, insomma, ha fatto sempre bene. Bisogna
quello che hai detto tu, bisogna ricordare che comunque i due si conoscevano abbastanza bene, si sono quasi annullati, perché non ci dimentichiamo che i due hanno giocato insieme prima, poi è stato Toscano l'allenatore di Occhiuzzi, quindi insomma dai, si è visto tanto del loro lavoro e questo mi fa enormemente piacere. E non dimentichiamoci i loro due secondi, che sono Moschella e Michele Napoli, che sono due grandissimi collaboratori sia per Roberto Occhiuzzi che per Mimmo Toscano. Direttore, tu che conosci il calcio internazionale, ho seguito l'altro giorno un'intervista su Cosenza Channel che hai parlato molto bene di questo ragazzo Sacco, che ieri è stato schierato dietro le linee poi per l'espulsione di Tiritiello da trequartista, diceva, quindi è stato poi sostituito perché per l'equilibrio di squadra ha dovuto inserire naturalmente Occhiuzzi, un difensore, è toccato al legittimo. Sacco, che cosa ci puoi dire? Petre eventualmente? Ma guarda, secondo me, allora, il Cosenza ha operato secondo me molto bene sul mercato, dove sapendo che non poteva magari spendere tantissimo come fanno tante squadre, è andato alla ricerca di questi calciatori che io ho detto che Sacco potrebbe essere la sorpresa come anche gli altri che hai nominato, ma sono giocatori che magari qualche anno fa si pensava che potessero essere dei crack, poi magari non lo sono stati, ma non ci dimentichiamo che molti calciatori hanno bisogno, a volte maturano col tempo, quindi tardano ad arrivare, chissà si che devono magari ambientare Cosenza, in sostanza, si devono ambientare. chissà magari il Cosenza non abbia scelto le cose giuste, e proprio a Cosenza, che è un ambiente che ha sempre fatto ambientare bene i calciatori, possono trovare la loro giusta dimensione. Senti, nel frattempo teniamo altri 2 minuti, il direttore è con noi al telefono, vuoi ricordare il numero WhatsApp? I telespettatori possono interagire perché le domande mi dicono che sono tante. Sì, sono veramente tante, scriveteci 345 92 11221. C'è Francesco Mannarini e poi l'ultima domanda della nostra Vincenza Gallo. Direttore, io una curiosità più che altro, ha sentito poi stamattina o ieri sera dopo la partita proprio i due tecnici, ha sentito Toscano, ha sentito Occhiuzzi, cosa le hanno detto? Sincero Massimo. No, guarda, mi sono ripromesso di sentirli in questa giornata, ecco, per fargli una battuta sia all'uno che all'altro. Una delle tue solite quando li avevi con te, insomma, dai. Sì. Fate una videochiamata a 3. Ma mi auguro che non sia quella dei carabinieri di quel nostro amico, no? No. Però sono sicuro che Toscano, già mi immagino la telefonata, mi dirà sicuramente che Roberto Occhiuzzi non è sceso col pullman, ha messo il pullman davanti alla porta, le solite battute sue. Vincenzo, allora così lasciamo andare via il direttore Mirabelli. Direttore, un'ultima domanda, sempre per te. Eroici i nostri lupi, commentano molti telespettatori, hanno giocato in 10 contro 11, come tu ben sai, per l'espulsione di Tiritiello. Proprio su questo argomento e su questo episodio, secondo te il gol c'era oppure c'era il rigore, e quanto di fatto è necessario introdurre il VAR all'interno della Serie B? Questo è importante, il VAR. Ecco, perché dato che dopo un giorno ancora non riusciamo a capire se era gol o meno, è necessario che la tecnologia scenda in campo anche nel campionato di Serie B, perché oramai le strutture, gli impianti sono adeguati, sono allo stesso livello di quelli della Serie A, quindi onde evitare che ci siano dei campionati falsati, il VAR è necessario anche in B. Mi dispiace solo dire una cosa, che in questo bellissimo derby è mancata una cornice di pubblico che onestamente sia i tifosi della Regina, quelli di Cosenza, insomma veramente ci hanno fatto sempre rabbrividire in ogni derby, e oggi sarebbe stato ancora più bello perché c'era l'entusiasmo di una Regina che ha strameritato di vincere un campionato lo scorso anno, il grande miracolo del Cosenza, quindi veramente un peccato che non ci sia stato il pubblico.
Direttore, dove vedremo Mirabelli prossimamente? In Premier, in Italia, da qualche altra parte? Con questo Covid difficilmente la Premier, nel senso che non mi muovo dall'Italia, quindi aspettiamo qualcosa in Italia, all'estero non conviene pensarci. Benissimo, grazie direttore Massimiliano Mirabelli per essere stato con noi a speciale replay sul derby, grazie. E allora mi pare che ha detto tante belle cose, no? La battuta di Toscano è stata è stata la ciliegina sulla torta, dice, che ti dice che a me sicuramente avevo organizzato un pullman da mettere davanti alla porta. Potrebbe dirlo, conoscendomi, vabbè, a parte ogni scherzo, però ce l'avevano promesso il VAR di inizio stagione. Sì. Il momento è complicato, il Covid, è quello tutta che colpa del Covid. Assolutamente, però ce l'avevano promesso e effettivamente non lo hanno poi ribadito. Però dall'altra parte c'è anche da dire come le immagini però c'è da dire una cosa, che ieri il nostro amico Andrea Agostinelli, che abbiamo avuto tante volte qua, insomma, ieri sia lui che il collega Capuano di Rai Sport hanno messo in evidenza come l'arbitro rosso abbia preso una grossa cantonata, sia lui che l'assistente di linea, il guardalinea, perché insomma lì non devono essere i giocatori del Cosenza ad andare a convincere il guardalinea e dire guarda che la palla è entrata però non è rigore, perché tutta la vita il rigore in grosso si sentiva anche dal labiale, allora tu ti fai convincere, poi a quel punto dai il gol, poi ritorni sui tuoi passi, voglio dire, bisogna che, come diceva Massimiliano Mirabelli, che insomma il VAR, eccolo qua, Tiritiello che tocca con la mano, lì il rigore tutta la vita, ragioni in grosso, chiaro che tu paghi un calciatore, già il Cosenza ha dovuto giocare con un calciatore in meno, paghi questa inferiorità numerica, però poi alla fine sei riuscito a portare a casa, non sempre, però il Cosenza bisogna dare atto e merito che è riuscito a portare a casa un punto importante, tra le altre cose, su un terreno difficile come quello del Granillo di Reggio Calabria. Non so quante altre squadre andranno a punto. Poi ci ha consentito, Franco, di avere una conferma ulteriore, che il nostro portierone è un pararigori. È vero. Con la scusa Io direi di andare a vedere primi i risultati della classifica generale, se siamo pronti. Ringrazio il regia. A proposito Luca Chito, qui stanno scorrendo, ecco qua, stanno scorrendo, dicevo, le immagini, e vogliamo andare a vedere quello che è successo nella quarta di campionato. Certo, così se Luca Chito, ma grazie a Mario Scarpelli che dirige oggi le camere, se vediamo i risultati della classifica possiamo andare. Allora, i risultati della quarta giornata abbiamo Ascoli-Reggiana 2-1, Chievo-Brescia 1-0, Cittadella vince per 2-0 sul Pordenone, Empoli-Spal 2-1, Frosinone, Virtus Entella X, quindi 0-0, Vicenza Salernitana 1-1, Pisa Monza 1-1, Regina Cosenza 0-0, il Pescara perde a Venezia per 4-0 e ovviamente poi ci sarà il posticipo Lecce-Cremonese. E andiamo a vedere la classifica generale che comincia, caro Attilio, no? a farsi interessante. Sì, comincia a farsi interessante. Cittadella ed Empoli, anche se è un campionato, come sempre, a maggior ragione in questo particolare momento storico, difficilmente leggibile. Il Cittadella è la squadra che ha cambiato meno e quando cambia lo fa semplicemente per sostituire un partente pagato a suon di milioni della squadra avversaria. La conferma della Salernitana, ma se vediamo dalla parte destra della classifica, Pordenone, Spal, Monza e Brescia, 4 tra le 12 probabilmente pretendenti al salto di categoria. Perché diciamo 12? Perché è un campionato talmente livellato verso l'alto che in questa stagione ipotizzare dei pronostici diventa quasi impossibile. Commentare la classifica di oggi significa da una parte il Cittadella, che è la formazione che si conosce meglio di tutte, e dall'altra parte un Empoli che ha incamerato bene gli errori della scorsa stagione e ha trovato un allenatore rampante come Dionisi che si è già calato perfettamente nella realtà ambiziosa dell'Empoli. E arrivano tanti messaggi, ne è arrivato uno che ti ho girato subito, il nostro amico Mariano Marchiotti, detto Ciccios, che possiamo leggere quello che dice. Lo leggo immediatamente. Franco, buon pomeriggio. Franco, a te e agli ospiti ci scrive il nostro amico Mariano e a tutti ovviamente i telespettatori. Ieri un punto d'oro su un campo difficile come quello di Reggio Calabria. Lo abbiamo rimarcato e allora direi di andare a vedere proprio gli highlights con due battute del tecnico Roberto Chiuzzi. Se siamo pronti dalla regia possiamo andare a vedere appunto quello che è successo al Granillo. Grazie. Un punto prezioso perché conquistato nel derby con la Regina, fra le candidate a disputare un campionato di vertice e soprattutto dopo aver giocato per più di un tempo in inferiorità numerica. Il Cosenza non interrompe la striscia positiva e conquista il quarto pareggio in 4 gare, ma quanta fatica al Granillo. Contro l'ex compagno e allenatore toscano Chiuzzi non sfigura, anzi
La gara si gioca sul filo dell'equilibrio nei minuti iniziali e in avvio subito protagonista l'estremo silano Falcone. Carretta in avanti, prova a scardinare la difesa Amaranto, ma il suo diagonale viene parato agevolmente. Poi alla mezz'ora un episodio che condizionerà la sfida, punizione per i padroni di casa per un fallo di Tiritiello su Menez che gli costa il giallo. Sulla punizione ancora Tiritiello a commettere un fallo di mano sulla linea di porta. Il direttore di gara prima convalida la rete su suggerimento del guardalinee e poi ritorna sui suoi passi e estrae il secondo giallo in pochi minuti nei confronti del calciatore del Cosenza, assegnando il penalty per i padroni di casa. I lupi restano in 10 e sul dischetto si presenta Denis, che però si lascia ipnotizzare dall'estremo ospite Falcone. Mister Occhiuzzi allora corre ai ripari e sostituisce Sacco con Legittimo, ma allo scadere ancora Falcone ad opporsi alla bordata di Krisetig. Nella ripresa la squadra di Toscano spinge sull'acceleratore, forte dell'uomo in più, ma un super Falcone dall'altra parte chiude lo specchio della porta in più occasioni e salva il risultato, respingendo gli assalti degli Amaranto che ci provano a ripetizione. Al quinto con un piattone angolato di Bellomo, un minuto più tardi con un colpo di testa ravvicinato di Bianchi e al 17° l'estremo silano devia con la punta delle dita il diagonale di Krisetig indirizzato nell'angolino basso. Dopo una girandola di cambi il Cosenza ritrova forza e coraggio per reagire e al 23° si fa vedere in contropiede con Carretta che rientra sul sinistro e calcia costringendo Guarna alla parata in tuffo. 2 minuti dopo il neoentrato Cone, che con un bolide dai 20 metri impegna severamente Guarna. Gli ultimi assalti sono di Marca Regina, prima Denis sfiora la porta e poi le ultime speranze di vittoria si spengono sulla traversa come il colpo di testa di Menez. Il derby fra Regina e Cosenza termina così con le calabresi che si dividono la posta in palio. La Regina gioca un bel calcio, potevamo abbassarci e dovevamo sfruttare meglio alcune linee di passaggio che non le abbiamo lavorate molto. Dico che abbiamo meritato il pareggio perché abbiamo saputo soffrire. Oggi si è vista una Regina che per lunghi tratti ha dominato il Cosenza. Se ci sono delle colpe sono colpe mie e non dei ragazzi. Benissimo, allora ci dicono, ci fanno segno di andare in pubblicità, però su questo passaggio di Occhiuzzi poi ci darà qualcosa anche su quello che ha detto ieri sera Mimmo Toscano su Regina Web mi pare che tu collabori pure Attilio con Regina Web, giusto? Sì, quello che ha detto a caldo appunto Mimmo Toscano, poi ne parleremo insieme anche al collega Tullio Calzone del Corriere dello Sport. Va benissimo Franco, allora mi raccomando rimanete con noi qualche istante di pubblicità, a fra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ok, seconda parte di replay, abbiamo sentito, dicevo, Roberto Occhiuzzi, ci sono dei passaggi importanti, ha detto non siamo stati bravi in alcune ripartenze, siamo usciti a volte non con i tempi giusti, si è preso la responsabilità di quello che ieri non ha funzionato, poi alla fine comunque il risultato gli ha dato ragione perché uscire indenni poi dal granillo con una squadra importante come quella appunto di Mimmo Toscano, come dicevo prima, non sarà facile per nessuno, il Cosenza ci è riuscito con il muro che ha eretto e grazie anche a Falcone, qualche ripartenza c'è stata con Carretta, lo Sgliozzi si è dato da fare, Sacco, dicevo, come poc'anzi al direttore sportivo Mirabelli, l'ho visto un po' ancora fuori dagli schemi, si deve ambientare questo ragazzo, non si può giudicare Ba per quel poco che ha giocato, ho visto molto bene Conè, questo ragazzo del Torino che lo scorso anno è stato molto sfortunato per aver avuto appunto l'infortunio al crociato, comunque ha fatto molto bene in mezzo al campo. Allora, Mimmo Toscano cosa ha detto? No, credo Attilio? ci sia logicamente un pizzico di amarezza per come è finita la partita di Chiavari e per come non è andata a finire la partita contro il Cosenza. Potenzialmente, viste le situazioni, la Regina poteva avere almeno 4 punti in più, considerando poi la vittoria di Chiavari e considerando un'eventuale vittoria di ieri contro il Cosenza. Mimmo Toscano è un allenatore che ha dimostrato nel corso della sua carriera di essere sempre molto attento ai particolari. Ieri nel corso del post partita ha semplicemente rimarcato ciò che poi si è visto in campo, una Regina
che vista anche l'inferiorità numerica del Cosenza, soprattutto nella seconda frazione, è stata superiore ai lupi di Roberto Chiuzzi, ma che non è riuscito a concretizzare ciò che ha creato. C'è rammarico perché, ripeto, da Chiavari contro la Virtus Entella fino alla sfida contro il Cosenza, la Reggina poteva avere logicamente 4 punti in più che non ha purtroppo. Vincenza, allora? Allora, Franco, io ho una domanda da parte dei nostri telespettatori per il giornalista Mannarino. Allora, ti chiedono, in tante trasmissioni e anche su molte testate giornalistiche non si è fatto altro che parlare decantando quella che è la forza della Reggina oggi, sicura protagonista per molti per questo famoso salto di qualità, quindi verso la Serie A. Che cosa ne pensi e quanto di fatto c'è di concreto in questa Reggina con Menez e con tutti gli elementi nuovi che sono stati acquisiti, e quanto invece il Cosenza potrebbe sorprenderci, ovviamente in accezione positiva? In positivo, brava. In positivo, è chiaro. Rispondo con piacere perché nella mia domanda che ho posto poc'anzi al direttore sportivo Mirabelli era implicito anche questo passaggio che adesso forse spiego meglio. La Reggina io penso sia stata costruita, che ne dica il presidente Gallo, per salire di categoria. Il presidente Gallo, scusami, ieri ha parlato al Rai Sport e ha detto che noi dobbiamo fare solo bella figura. Ecco, ho letto pure io questo, ho sentito pure io l'intervista e ho letto questo passaggio in più occasioni. Io penso che non sia così, Franco. Per rispondere ai tifosi che ci hanno scritto, io penso che la Reggina invece, per quanto assolutamente il campionato di Serie B sia assolutamente difficile, mai come quest'anno, la Reggina penso possa ambire a fare il salto di qualità e con quei giocatori lo può fare. Il Cosenza ce lo auguriamo tutti. Ho visto prima la classifica mentre vogliamo rivedere la classifica, ecco, nel frattempo ci mettiamo in contatto col Corriere dello Sport, la classifica generale. Io mi auguro che il Cosenza rimanga da questo lato della classifica, sicuramente, a sinistra, ce lo auguriamo tutti, speriamo che così come la Reggina, insomma, faccia un campionato di queste posizioni, anzi alla Reggina gli auguriamo che salga un po' di classifica così arriva un po' più in alto. Il Cosenza ce lo auguriamo pure. Guarda, ho sentito anche ieri il presidente Guarascio, ieri nell'intervista, insomma, è stato abbastanza cauto come lo è sempre, sì. E ha detto delle belle frasi, ha detto che in sostanza poi il Cosenza deve migliorare la situazione dell'anno passato e di disputare un campionato non sofferto come quello della scorsa stagione. Ritengo che ci siano tutte le condizioni quest'anno per fare assolutamente ciò. Penso che c'è la telefonata già? Sì, io chiedo scusa se interrompo anche i nostri ospiti, ma abbiamo al telefono Tullio Calzoni, il giornalista del Corriere dello Sport. Buon pomeriggio Tullio. Ciao Franco, un saluto a te e a tutti i tuoi ospiti. Sì, c'è il nostro amico Attilio Malena, c'è Francesco Mannarino di Gazzetta del Sud, c'è la nostra Vincenza Gallo oggi che è con me come compagna di viaggio. Allora, una fotografia su quello che è stato brevemente, su quello che è stata la quarta giornata di Serie B e poi ci soffermeremo sul derby che stiamo già trattando, del Granillo tra Reggina e Cosenza. Ma diciamo che c'è, come dicevate in studio, un grande equilibrio. Questo è un torneo molto complicato secondo me perché non si intravede una sola squadra in grado di poterlo dominare, ce ne sono almeno 3 o 4 a mio avviso, e poi subito dopo metterei anche la Reggina, come dicevate in studio, perché insomma è una squadra molto ben organizzata da Toscano e ha giocatori di personalità, benché gli errori ieri sera siano stati diversi, però insomma avere gente come Menez, Benis, ma non solo loro, insomma Bellomo, insomma, una squadra esperta, Guarna tra i pali, insomma, una squadra che può secondo me alimentare quel vento del sud di cui parlavamo l'altro giorno. Sì, sì, è un titolo molto bello, il vento del sud appunto. Senti Tullio, sul tuo fondo di questa mattina hai parlato naturalmente del Cosenza, noi ne abbiamo parlato poc'anzi con Massimiliano Mirabelli che ha cresciuto in casa sia Toscano che Occhiuzzi, ai tempi del Rende poi trasferitosi a Cosenza. Parlavi appunto nel tuo fondo del VAR, ne ha parlato Mirabelli e insomma ieri sera io sono rimasto veramente di sale vedendo prima quello che ha combinato Ross con diciamo i suoi guardalini, gli assistenti che dir si voglia. Purtroppo è Mirabelli ha detto una frase, scusami Tullio, poc'anzi, sì, 10 minuti fa ha detto ancora oggi non abbiamo capito che è successo. Massimiliano Mirabelli.
c'ha ragione, se lo dice lui poi che è un dirigente di lungo corso e di grande esperienza, bisogna credergli. Sicuramente era un'azione controversa. Era impossibile dare il gol perché non si capiva, io l'ho rivisto da diverse immagini, era quasi impossibile dare il gol. Sul fallo di mano di Tiridiello c'era da discutere perché diciamo non c'era volontarietà, la palla sembrerebbe essere stata toccata, ma neanche lì c'era la certezza. Insomma, alla fine è venuto fuori un pastocchio, diciamo che forse era giusto dare il rigore, probabilmente se l'hanno visto i guardalinee perché l'arbitro non era in condizione di stabilirlo, perché la sua posizione rispetto alla palla era praticamente impossibile vedere se la palla avesse o meno superato la linea di porta. Dopodiché bisogna fare i complimenti al Cosenza perché in 10 uomini ha tenuto il campo, insomma ha rischiato, a parte la traversa di Menezza, non mi sembra ci siano stati grandi pericoli corsi, e questo conferma questa intelligenza di questo giovane allenatore che è stata la sorpresa dell'ultimo parte dello scorso campionato e secondo me è anche, se non lo è già, ma si accinge a diventare la sorpresa anche di questa stagione, perché Cosenza mi è sembrato dal punto di vista della spigliatezza del gioco e soprattutto della personalità una squadra proprio tipicamente da Serie B. Dicevamo prima che ci sono tante squadre che possono vincere il campionato ed è vero, perché dal Frosinone all'Empoli, allo Spezia, alla Spalle, insomma sono squadre forti, il Monza ha fatto investimenti cospicui, il Lecce, insomma quest'anno veramente è davvero difficile trovare una squadra che possa dare un imprinting, e me l'ho dimenticato di dire la Salernitana di Castori che anche ieri sera avrebbe potuto vincere e stare a punteggio pieno con Empoli e Cittadella, appunto. Cittadella ce lo siamo dimenticato perché non è una squadra di grande tradizione, nel senso che non ha grandi annate storiche, però è un posto dove si lavora in assoluta tranquillità e dove anche quella diventa un'arma decisiva. Senti Tullio, arrivano un mare di domande, allora prima Vincenza Gallo, cosa dicono i nostri telespettatori? Allora, Tullio, una domanda proprio perché tu, scrivendo anche per il Corriere dello Sport, insomma, hai sicuramente una visione ben più ampia, te la butto lì. Parliamo di mister Toscano e mister Occhiuzzi, l'allievo che supera il maestro? Ma diciamo Toscano lo si conosce perché ha fatto diversi campionati tra i professionisti a Terni e a Novara, insomma è un allenatore che cura molto l'organizzazione della squadra, l'aspetto tattico, si è visto pure ieri sera. Poi loro sono due vecchi amici, hanno giocato insieme, come ricordava Franco, nel Rende, messi insieme da Mirabelli che è un grande dirigente sportivo italiano, e quindi diciamo però io sono molto più Toscano lo conosco da tanti anni perché è stato a Terni, ho fatto diverse interviste sul Corriere dello Sport, sul Corriere Sportivo, però Occhiuzzi mi intriga molto perché è tra gli emergenti, se noi ci facciamo caso non è un allenatore che è passato da essere un grande campione ad avere panchine importanti. Negli ultimi anni c'è stata questa specializzazione, diciamo. Tu avevi grandi campioni da Gattuso per restare in Calabria, a Nesta per restare ancora in Serie B, o per non parlare di Inzaghi, di Simone e di Pippo, quindi invece lui è diciamo l'eccezione che conferma la regola, e quindi significa che è ancora più bravo di questi che abbiamo. Gli inglesi dicono un self-made man, un uomo fatto in casa. Un self-made man, tu che frequenti Londra lo definisci bene, però non dimentichiamo che lui ha avuto poi un cursus honorum con un tecnico che si chiama Piero Braglia, che gli ha trasmesso il mestiere delle armi, no? Vero. Quindi io sono convinto che ne sentiremo parlare a lungo di Occhiuzzi, anche perché c'ha quell'energia giusta per alimentare le squadre, non diventa invadente, però ti tiene sempre lì fermo sul pezzo. Vero. Sentiamo una domanda da Attilio e una domanda dal collega di Gazzetta del Sud Mannarino. Vai Attilio Malena. Non si può non essere d'accordo sul fatto che Roberto Occhiuzzi abbia tutto il crisma del predestinato, però non bisogna nemmeno dall'altra parte disconoscere la storia. Mimmo Toscano ha vinto almeno 4 campionati, l'ho sottolineato, per cui credo che la disamina di Tullio in questo senso sia assolutamente perfetta. Una curiosità per chi vive comunque sempre a 360 gradi il mondo cadetto, un campionato cadetto che ha sempre quell'accezione intrinseca di essere enigmatico, ma a maggior ragione quest'anno, Tullio, in questa situazione.
Beh, diciamo adesso bisogna vedere se resisteremo al crash test della pandemia, però come dicevo prima ci sono diverse squadre che dal punto di vista dell'organico, insomma, io vedo una stagione molto spaccata, un gruppo di almeno 6 o 7 squadre, 8 squadre che si lotteranno per la promozione diretta e poi altre 6 o 7 che invece giostreranno per i playoff, forse con qualche sorpresa che non manca mai. Però se tu confronti l'organico della Spalla, adesso ieri sera ha perso, ma è un organico insomma di una società che è reduce da 5 anni di tutto di rispetto. Assolutamente, ma anche il Lecce adesso hanno Vedremo anche... che succede a Cremona stasera, è interessante questa partita. Assolutamente sì, perché lì Bisoli si gioca parecchio, non sarà facile battere Bisoli perché fuori casa è un allenatore che sa giocare sugli avversari in maniera formidabile. Però anche il Lecce c'è una brutta sconfitta, per cui bisogna vedere, sono 2 squadre anche lì, anche la Cremonese è una squadra dal punto di vista dell'organico molto bene, molto Francesco forte. Mannarino, così poi lo liberiamo. Sì, rimanendo ancorati ai 2 allenatori, a Toscano da una parte, ciao Tullio, buonasera, a Toscano da una parte e ad Occhiuzzi dall'altro, io ho avuto l'impressione da addetto ai lavori, ma anche da tifoso, che le 2 squadre, Regina e Cosenza, siano ancorate, per usare lo stesso termine, perdonatemi, al loro modo di vedere la partita degli allenatori. La Regina concreta, tecnica, che è quello di esperienza, che è quella che porta l'allenatore toscano, il Cosenza viceversa, cinico, vispo, così come per usare un tuo stesso aggettivo, che riporta a quello che ci dà la sensazione sia essere l'uomo Occhiuzzi. Ti ritrovi in questa analisi veloce? Ma diciamo che la Regina viene da diversi campionati giocati insieme e poi ha arricchito l'organico di qualità prendendo giocatori, diciamo, del calibro di Venezia, che è il giocatore che in Serie B non c'entra nulla, si è visto pure in queste prime partite. Mentre dal punto di vista del Cosenza mi sembra una squadra consapevole, diciamo, che la propria forza è proprio nell'organico, nell'insieme, in questa capacità di muoversi insieme, una squadra che si muove molto bene insieme nelle varie fasi, no? Per cui è difficile anche di sorprendere, l'abbiamo visto nel finale della scorsa stagione, è andata a vincere fuori casa partite sulla carta improponibili, quindi c'ha questo spirito, questa spigliatezza, questa briosità della squadra che un po' non ha nulla da perdere, su questo non avere nulla da perdere, che poi è un'illusione, perché per Cosenza credo che la categoria sia una cosa importante, e mentre per la Regina si può parlare per gli investimenti fatti anche di una ambizione, rinnovando una tradizione che ha visto negli ultimi anni le squadre che sono arrivate dalla Serie C e quindi che avevano un progetto che continuava in B essere sempre protagoniste. Questa è la differenza sostanzialmente che vedo, ma credo che sarà un bel campionato per entrambe. Grazie Tullio, non ti dico di Tiritiello perché qui ci stanno scrivendo in tantissimi, dicendo che il primo giallo rosso, che era in una serata non positiva, non doveva essere giallo il primo intervento di Tiritiello. Noi ci abbiamo messo il testo, ma va bene, capita, chi è che non sbaglia mai? Sbagliamo tutti, quindi bisogna essere clementi. È vero, io parlavo degli amici che ci scrivono che secondo loro il primo giallo su Tiritiello sicuramente non c'era. Il fallo di mano andava espulso e quindi se l'ha preso con la mano, come sembrerebbe, in realtà l'ha preso, la tocca con la mano, sia pure involontariamente, ma tu sai che l'involontarietà delle nuove norme non c'è più. Ci sarebbe bisogno del VAR, oggi c'è un direttivo di Lega che vi do la notizia così. In anteprima, sentiamo. In anteprima c'è un direttivo di Lega che all'ordine del giorno ci sono 2 temi importanti per la Serie B, quello delle risorse derivanti dalla cessione dei diritti televisivi. Voi sapete che è un argomento che politicamente che sta diciamo interessando la Serie A e per caduta ovviamente anche la Serie B. C'è un contenzioso aperto che resiste dai tempi della separazione tra A e B, con questa percentuale che non è mai stata data alla B e alla C. C'è un contenzioso in atto, anche lì si sta cercando di ricomporlo e magari nella nuova vendita dei diritti televisivi si potrebbero arrivare nuove risorse anche per la B. Ma l'altro elemento molto importante è quello del VAR, perché ci sarebbe un'accelerazione. Voi sapete che l'IFAB impone
diciamo, una formazione agli arbitri per poter introdurre il VAR. La pandemia ha fatto saltare il vecchio calendario che era stato programmato da Balata, adesso si sta discutendo di rifare un nuovo calendario e di arrivare quanto prima all'introduzione del VAR, che, come dimostrano le varie vicissitudini di ieri sera, da Vicenza ad Ascoli all'ultimo minuto un gol annullato che forse era buono, il caso del derby, il gol fantasma trasformato in un rigore che forse non si capisce bene se c'è o non c'è, insomma sono tutte tematiche di attualità, che è un campionato bellissimo perché è contendibile, perché molte squadre possono vincerlo, è giusto che ci sia anche l'apporto delle nuove tecnologie. Grazie Tullio, grazie per essere stato con noi, della disponibilità, buon lavoro, saluto agli amici del Corriere. Allora, Attilio, questa, insomma, la notizia è questa, che poi sono due che ci ha dato prima, il discorso dei diritti televisivi, sui quali si stanno battendo molti presidenti, il presidente Guarasci è uno di quelli che giustamente ha messo tanta carne sul fuoco, insieme a lui Sebastiano, tutti quelli della Serie B, perché è normale, no? Che sia un po' rivisto il discorso dei diritti televisivi. E poi quest'altro discorso del VAR, ne parlavamo prima con Mirabelli, sembra che Balata, che è un suo cavallo di battaglia, voglia accelerare per il VAR, perché in questo momento ce n'è bisogno. Ieri te l'ha detto, il gol di Carbo annullato della Reggiana, a Vicenza un'altra situazione un po' particolare col Monza, a Reggio Calabria è successo quello che è successo con Rosso e il guardalinee, che erano un po' forse troppo disorientati. Io dico che è successo un pasticciaccio che non è quello di Via Merulana, ma è il pasticciaccio del Granillo. A te la parola. No, è un passaggio obbligato quello del VAR in Serie B, anche perché lo diceva Tullio in precedenza, ovvero l'IFAB deve per forza di cose, la Lega di Serie B, anche mettersi al passo coi tempi. Credo sia inevitabile poi l'introduzione del VAR. Dall'altra parte non è una critica quella che voglio muovere, ma in un campionato così bello, così affascinante, l'attenzione rivolta verso questo campionato deve essere maggiore. Non che DAZN non fornisca alla Serie B assolutamente la centralità di cui ne può richiedere, ma un'altra strada, andare magari ad attenzionare ed essere più vicina alla realtà locale, dando un'elasticità diversa, come sta attuando la Lega di Serie C. La Lega di Serie C, anche per via dell'impossibilità di raggiungere lo stadio da parte dei tifosi, sta aprendo anche alle TV locali dei pacchetti per poter poi entrare nel vivo e proporre ai tifosi una strada alternativa da quella che può essere DAZN. Sentiamo Francesco su quello che ha detto Tullio Calzone. Ovviamente anche a me mi trova d'accordissimo questo, e penso che sia la strada assolutamente percorribile, che è da percorrere. Io aggiungo un particolare che penso sia all'ordine del giorno. Io sono convinto che si arriverà in tempi rapidissimi a questa scelta, perché adesso lo richiede la gente per via di questo periodo del Covid. Ne stanno succedendo troppi. Ne stanno succedendo troppo, quindi anche nel calcio troppi episodi sospetti. Si acceleri in questo e si vada immediatamente in questa il vero grande trionfatore in tutto questo è Aldo Biscardi, che 30 anni fa chiedeva la moviola in campo, poi alla fine ci siamo arrivati. Non ha potuto giovare e godere di un suo vecchio cavallo. Ma c'è la figlia che sta portando avanti una situazione un po' anche sui social molto importante, Palla in rete si chiama, di Antonella Biscardi. Allora, Franco, guarda, vai Vincenza. Proprio grazie a quello che abbiamo detto finora, il VAR, gli sponsor, questa nuova realtà che stiamo inevitabilmente vivendo a causa del Covid, c'è una domanda per Francesco e mi piacerebbe che anche Attilio magari potesse in qualche modo fornire una risposta ai nostri telespettatori. È pur vero sì che ci stiamo, come dire, siamo stati catapultati a non poter andare più allo stadio piuttosto che vedere una partita su DAZN o su una rete locale, i famosi pacchetti di cui prima parlava Attilio, ma i nostri telespettatori ci chiedono il prezzo di questi biglietti, ad esempio i biglietti venduti la scorsa settimana a Cosenza. Parliamo di un minimo di 30 euro a salire. Stiamo andando verso un mondo del calcio di nicchia, quindi per chi realmente può, oppure bisogna un attimino fare marcia indietro e pensare al calcio come uno sport popolare e quindi per tutti. Francesco. Sì, rispondo in maniera provocatoria, se mi permetti, né in un caso né nell'altro. Io dico che semplicemente è la situazione del momento che ha portato a questa cosa, a questo inasprimento, chiamiamolo in questo modo, a questo aumento dei prezzi. Troppe poche persone allo stadio. In realtà dobbiamo tutti augurarci che finisca prestissimo
il periodo che stiamo attraversando e che la maggior parte dei tifosi torna allo stadio, ma qui apriamo e sfondiamo una porta apertissima. Tutti devono poter vedere una partita, non in TV, allo stadio, perché io racconto di me stesso, no? Quale migliore occasione se non vedersi uno spettacolo sportivo, uno spettacolo musicale, Attilio, Franco, qualsiasi spettacolo dal vivo, in uno stadio, una partita di calcio, farlo vedere ai bimbi, così come alle scuole, così come anche ai tifosi un po' più grandicelli, è una cosa che assolutamente tutti devono poter fare, non ci mancherebbe altro. Ma non può assolutamente essere così, il calcio non può essere qualcosa di nicchia, il calcio è lo sport numero 1 in Italia, è la terza azienda italiana e non può essere di nicchia, deve essere della gente e la gente può e deve usufruire, non è propaganda. Oggi la gente ha difficoltà per qualunque cosa, ha difficoltà per un pasto, figuriamoci poi se il calcio deve essere alla fine la priorità assoluta, il calcio deve essere sempre uno svago. Non può essere per ci chiedono gli amici, poi vi parlo anche del discorso del Rotary Distretto 2008 contro la polio, vaccinazione in tutto il mondo, voluto dalla Lega di AIB, e poi c'è qualcosa di importante con Stentardo testimone, diremo poi qualcosina perché è veramente una bella iniziativa. Vediamo i titoli dei giornali sportivi nazionali, cosa hanno detto per quanto riguarda appunto Regina Cosenza. Se Luca Chito alla regia ce li passa, li leggiamo subito, li puoi leggere eventualmente, puoi anticiparli anche tu se ce l'hai sul tuo smartphone, Vincenza. Li cerchiamo subito, Franco. Ci sono i titoli dei giornali sportivi nazionali, dovremmo averli, giusto per capire quello che ha scritto il Corriere dello Sport come titolo e quello che ha scritto la Gazzetta dello Sport. Dovremmo averli, Luca, Andiamo avanti allora, andiamo avanti perché non riescono a trovare. No, ne approfittiamo magari della polio. Rotary Distretto 2008, eradicare la polio in tutto il mondo, come testimone l'ex giocatore Stendardo. Questo è un bell'argomento, È un argomento importante. Ecco qua, brutto striscione al Granillo, Guarascio. Duro, con un bel comunicato Guarascio si è dissociato, questo dobbiamo dire, il presidente Guarascio si è dissociato insieme al staff tecnico e alla squadra di quello che era successo, poi lo ricapitoleremo, con uno striscione. La notte prima alcuni tifosi di Cosenza sono andati lì ad esprimere uno striscione assolutamente ma non sappiamo comunque l'origine eccetera, perché non si può parlare dei tifosi, casomai pseudo-tifosi oppure gente che in questo momento non vuole bene alla Calabria, non solo a Cosenza e alla Regina. Franco, basta dire che non è questo il calcio che ci piace. Assolutamente. Tornando al discorso di Stendardo e della polio, volevi dire qualcosa sul... Sì, Franco, perché tu hai introdotto un argomento veramente bello e importante. Io so che un calciatore, adesso ovviamente ce ne farei anche menzione tu. Stendardo, esatto, che farà da testimone. Sì, hanno trovato un vaccino per questa malattia che è veramente una per tutto il mondo, sì, c'era già il vaccino Sabin e poi adesso continuano a darlo praticamente nelle zone dell'Africa eccetera, dove non ci può, finora non era arrivato, e questo è molto importante. Facendo un po' di storia, in realtà c'erano stati già 2 tentativi per cercare un attimino di sconfiggere questa brutta malattia, esatto, finalmente insomma sono arrivati i grandi studiosi a un punto fermo e noi ovviamente ci auguriamo che questo possa veramente portare sollievo soprattutto ai bambini, perché ricordiamolo, è una malattia degenerativa, infantile che se non ben curata porta veramente ottima anche l'iniziativa alla allora del Rotary. Esatto, e quant'altro, quindi speriamo, ecco, queste notizie sono notizie che ci confortano soprattutto in un momento in cui la pandemia sta riversando il buio nei cuori di ognuno di noi. Speriamo che invece siano queste le notizie e i messaggi di speranza che possiamo continuare a dare ai nostri telespettatori. Brava Vincenza. Allora Franco, dalla tua trasmissione, da questo pulpito così, puoi anche lanciare magari un'iniziativa affinché i giocatori della Regina, del Cosenza, ma anche del Catanzaro, del Cotone, si facciano promotori. Stamattina avevano una notizia i giornali sportivi nazionali, sarebbe una bella cosa. Potrebbe essere per la magari qualche testimonial sia della Regina del Cosenza, anche delle altre squadre calabrese, la Vibonese, del ma poi alla fine quello che il messaggio positivo dei 90 minuti di ieri è che a vincere è sempre la Calabria unita. Sicuramente. Non è mai la disparità. Ed è dispiaciuto tantissimo il fatto che non ci sia stato il pubblico, lo hanno rimarcato sia Toscano che Occhiuzzi. Sarebbe stato il completamento di una giornata assolutamente meravigliosa, la rivalità è il sale poi alla fine di queste gare e di queste sfide, ma la Calabria unita vince sempre, del messaggio che è uscito ieri agli occhi poi degli appassionati di calcio, che sia il Cosenza che la Regina hanno dato vita comunque a uno spettacolo intenso e bello a cui assistere, per il momento però fuori dallo stadio.
Messaggi, Sì, Vincenza, Attilio, io ho in una attesa domanda... poi dell'altra pausa pubblicitaria, poi avremo Reggio Calabria, Giusva Branca. Ho una domanda diretta per te, Attilio. A Cosenza manca un attaccante come Riviere? Se sì, sai se c'è qualche novità per quanto riguarda, so che è un po' presto, aggiungo io, il mercato degli svincolati? Cosenza, Casa Cosenza si sta già interessando? Abbiamo qualche nome, qualcosa che possiamo dare ai nostri telespettatori? No, sul mercato degli svincolati il Cosenza ha deciso di non operare semplicemente perché ha 3 prime punte in rosa, ha deciso poi alla fine di puntare su Borrelli che ancora non è entrato a pieno regime, ha deciso di puntare sulla scommessa Petre e ieri il primo assaggio di cosa può dare Ettore Gliozzi al Cosenza. Il Cosenza si ritiene sufficientemente coperto poi alla fine nel reparto d'attacco, sugli svincolati non penso francamente ci sia la necessità di dover operare. Rivière era praticamente impossibile da sostituire semplicemente perché Rivière è un attaccante che non c'entrava nulla con la Serie B, ha avuto l'opportunità di sposare il progetto Crotone in Serie A, per cui ripeto, credo che il Cosenza abbia fatto bene discretamente nel sostituire Rivière con 3 calciatori, ognuno con caratteristiche diverse che saranno sicuramente utili e funzionali al gioco di Occhiuzzi. Una domanda che salutiamo, Massimo Dionesalvi ci chiede buon pomeriggio, complimenti alla trasmissione, ritenete che se la Regina dovesse perdere la prossima a Pordenone forse ci sia troppa pressione, si potrebbe eventualmente mettere in discussione qualcuno? Non penso proprio, assolutamente no. Troppo presto. Assolutamente No, per anche carità perché, di Dio. anche perché, per carità di Dio. Anche perché l'unità di intenti che Parlano c'è... di una troppa pressione da parte di chi secondo te? No, più che altro dall'ambizione e dall'asticella alta che il presidente Gallo ha sempre messo. Credo che poi anche nella scorsa stagione l'ambizione sia stata quella di riuscire a fare il salto di categoria. La Regina ci è riuscita, però anche questa stagione non penso ci siano le avvisaglie per cambiare padrone alla panchina. Tutti sono come Mimmo Toscano e Mimmo Toscano merita la fiducia della società. Franco, guarda, abbiamo... No, dobbiamo andare in pubblicità. Esatto, questo stavo dicendo, abbiamo un attimo di pubblicità, quindi mi raccomando Pensavo rimanete... che volessi farmi qualche domanda. No, rimanete con noi, torniamo subito. Giusva Branca dopo da Reggio Calabria. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ok, allora terza ed ultima parte di questo speciale replay sul derby Regina Cosenza. Dicevi che c'erano delle domande? C'è una domanda per te. In attesa di Giusva Branca da Reggio Calabria. In attesa Benissimo. di Giusva, io ti leggo un messaggio del nostro telespettatore. Caro Franco, prima di tutto abbiamo visto una partita molto corretta, ma non avevo dubbi conoscendo sia mister Toscano che mister Occhiuzzi del Cosenza. Ed è proprio la squadra silana che ha un ottimo portiere e che oltre al rigore parato ha dimostrato molta calma, ma anche una buona reattività nei confronti di una Regina sicuramente attenta e sempre vigile. La domanda che ti pongono è davvero così giusto dire che la squadra di Mimmo Toscano sulla carta dovrebbe avere almeno 4 punti in più in classifica? Questo è il passaggio che si riferisce ad Attilio Malena di esatto. poc'anzi, dovrebbe rispondere Attilio. Ma io ho visto la partita di Chiavari con Lentella e la Regina, voglio dire, ha dominato in lungo e in largo, ha avuto tante occasioni da rete e non è riuscito a finalizzare. Tant'è che poi qualcuno anche a fine gara con Toscano ha parlato anche di un problema d'attacco, ma io non me lo porrei onestamente perché con Denis, Fonoruscio che è entrato dopo, con lo stesso Menez, insomma, puoi gestire la partita come è meglio credi, però l'importante è che si arrivi lì in area di rigore negli ultimi 16 metri e questa la formazione Amaranto lo ha fatto. Invece volevo fare una domanda agli amici perché mi dicono ma come mai Baez in quella posizione secondo... c'è la telefonata, ci dicono, allora la facciamo dopo la domanda su Baez così ve la preparate, Come no? che non era nella sua posizione naturale e si è visto. E dunque Giusva Branca, Reggio Calabria, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Ecco Giusva, allora Vincenza, Buon è tutto per te, vai. Giusva, come stai? Ciao, Una Vincenza. cosa di tutto. Benissimo, quando sento voi sempre benissimo. Grazie. Lo stesso vale per noi. Guarda, io ti faccio una domanda a bruciapelo, Giusva. Che tipo di Cosenza hai visto e quanto, diciamolo, ti è dispiaciuto che la Regina non ha chiuso insomma, la partita con una vittoria?
Guarda, che tipo di Cosenza ho visto non ti posso rispondere, perché io, ma per mia struttura proprio di amante dello sport, io sono assolutamente contrario alle espulsioni, proprio al concetto di giocare con un uomo in più o in meno è contrario alle regole dello sport. Che vuol dire? Sarebbe come dire che a uno lo leghi al palo, lo bendi. No, non mi piace, altera l'equità competitiva e quindi non mi fa capire la forza delle squadre. Cosenza sospendo il giudizio perché avrei voluto vederlo in 11. Posso dirti che in 10 si è difeso a oltranza, devo dire con ordine, ecco, oltre non riesco ad andare. Per quanto riguarda la Regina, come diceva Vincenza, cosa è mancato? Ti aspettavi una vittoria, Giusva, da parte della Regina, meritata probabilmente per molti, anche per me, nel senso che, come ha detto mister Occhiuzzi, i ragazzi hanno saputo soffrire, ma nulla toglie ai meriti di questa Regina, sicuramente ben messa in campo. Ma vedi, io sono del concetto che il campo sia sovrano, tranne quando non ci siano clamorose sviste arbitrali, il risultato è sempre giusto. A me, quando poi si dice meritavamo la vittoria, ma meritavamo, fai gol se meriti la vittoria. La Regina ha esercitato una pressione notevole, è evidentemente tecnicamente molto più forte del Cosenza, aveva un uomo in più, però non ha fatto gol. Il portiere ha parato bene, ma è lì per parare il portiere. Io credo che la Regina un po' un esame di coscienza debba farselo, ancora una volta si è specchiata troppo come siamo belli, come siamo fighi. E infatti qualche amico da Reggio mi ha telefonato prima della trasmissione e mi dice che la tifoseria è rimasta un po' con l'amaro in bocca, insomma, quello che stai in effetti affermando. Un pochino sì, perché ripeto, la superiorità anche numerica era evidente. Però ti aspetti che a un certo punto la squadra quei 20 minuti, 25 minuti a testa sotto li faccia, invece la sensazione era come se fossero certi che in un modo o nell'altro il gol doveva arrivare per grazia divina, e il calcio, grazie a Dio, invece conosce altre dinamiche. Giusva, la prossima sarà a Pordenone. Mimmo Toscano a fine partita ha detto proprio questo: non siamo riusciti a vincere, la prestazione c'è stata, abbiamo chiuso il Cosenza nella sua area di rigore, adesso pensiamo al Pordenone, che non è sicuramente è una partita facile, No, intanto Mimmo Toscano ha tutte le ragioni del mondo, io lo ripeterò, non mi stancherò mai di dirlo, è il vero valore aggiunto di questa Regina, più ancora del presidente Gallo. Senti che ti dico. Detto questo, Mimmo sa perfettamente che le partite sono tutte complicate in Serie B, anche quella contro un Pordenone, la cui classifica non restituisce secondo me la vera cifra tecnica del Pordenone. Il Pordenone è una buona squadra, bisognerà vedere che Regina scenderà in campo, anche perché questi incontri ravvicinati non fanno bene, ad esempio, a calciatori come Denis, che hanno 39 anni compiuti e sono evidentemente in condizione non ottimale. Infatti mi aspetto qualche novità in formazione Amaranto. Resta il fatto che comunque la Regina è ancora imbattuta e pur sempre non è promossa. Lasciamo fare a Mimmo Toscano il suo lavoro, che lo sa fare meglio di tutti, secondo me. Vai Vincenza, poi abbiamo dopo di te Mannarino e lo lasciamo libero. Ci sono un sacco di messaggi. Ti rubo un'ultima domanda, perché di te apprezzo soprattutto la schiettezza. Hai giustamente detto che probabilmente una partita con un uomo in meno non è una partita, così come un portiere che non para non è un buon portiere. E ti chiedono molti telespettatori, rimaniamo in ambito Covid, il portiere della Regina non ha potuto giocare, se non sbaglio, proprio perché positivo al coronavirus. Anche questo potrebbe essere visto come un ostacolo e un modo quindi sbagliato di fare calcio oggi. C'è il Covid, tanti giocatori potenzialmente devono restare a casa, la squadra viene smembrata. Vincenza, io vado dritto a piedi uniti sul concetto, visto che a te piace tanto la mia schiettezza. Questi di quest'anno non sono campionati, è un circo, è una lotteria che è soggetta a 1000 variabili, alla tipologia di diffusione del virus, al fatto se oggi io incontro te me ne mancano 4, 8 e dopodomani mi rientrano e viceversa, al fatto di giocare a porte chiuse e a porte aperte. Vi garantisco che è una lotteria. Noi siamo qua perché siamo appassionati e poi il nostro lavoro è esserci, ma il calcio è un'altra cosa, ve lo garantisco. Sono d'accordo perché purtroppo la situazione vede il Monza. Grazie Giusva, grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Ho girato dei messaggi, poi andare a leggere l'amico Carmine Amantea, mi pare uno che salutiamo. È una considerazione amarissima. Amarissima, non può che essere una lotteria. Adesso
Turris-Palermo prevista per le 18, viene spostata alle 18:30, il Palermo ha aggiunto altri 4 positivi e sono 8. 4 positivi, esatto, non si può onestamente difficile anche da commentare. Tant'è che oggi i giornali sportivi nazionali parlavano di un Spadafora ha detto preparate un piano B perché non si sa, lo stesso Del Pino eccetera, se si riesce a finire il campionato di Serie A, figuriamoci quello di B. Ecco qua, Falcone ipnotizza, grazie dalla regia Enzo Leonetti, Falcone ipnotizza Denis, il derby è senza dedica, questo è il titolo del Corriere dello Sport. È un bel titolo. Un bel titolo, ipnotizza Denis, il derby è senza dedica, benissimo. Andiamo all'altro, se abbiamo la Gazzetta dello Sport, la possiamo leggere, Vincenza? In attesa che, eccola qua, Regina, flop di Denis, il Cosenza tiene in 10. Questa è la rosea, la Gazzetta dello Sport. Allora Vincenza, dai. Franco mi ha mandato un messaggio, io lo leggo, carissimo Franco. Ieri sera su Rai Sport ho seguito con interesse la partita del Cosenza contro la Regina e ti posso dire che mi sono divertito. Devo aggiungere che secondo me abbiamo un bel portiere, mi è sembrata una squadra solida. Aggiungiamo che abbiamo giocato alla fine del primo tempo e tutto il secondo tempo in 10 uomini. Secondo me Tiritiello non doveva essere espulso perché mi è sembrata eccessiva la prima ammonizione. Tu che cosa ne pensi? Ma l'abbiamo già detto, ne abbiamo parlato anche con Tullio Calzone, per me la prima ammonizione di Tiritiello non ci sta assolutamente, poi la seconda c'è stato quel qui pro quo che io ho detto, insomma, il fattaccio che non è di via Merulana, insomma, dai. Del Granillo. Io invece volevo porre la domanda su Baez perché molti ci scrivono dicendo che ieri, secondo molti tifosi, Occhiuzzi ha fatto giocare Baez in una posizione che non è sua, come lo faceva giocare spesso e volentieri anche l'ex tecnico Braglia. Effettivamente, insomma, anch'io ho visto che non ha dato il meglio di sé perché Baez lo sa meglio di me, Occhiuzzi è un trequartista, può fare la seconda punta, alcune ripartenze non gli sono riuscite. Siete d'accordo con questi tifosi che ci hanno scritto? Cercando di interpretare il pensiero di Roberto Occhiuzzi, credo volesse dare un messaggio alla Regina e per i primi 5 minuti ci è anche riuscito. Sì. La Regina aveva difficoltà ad oltrepassare la sua metà campo e grazie anche a Baez, che dal mio punto di vista in quel ruolo chiaramente è adattato, però come lo fa Perisic nell'Inter non vedo perché non possa farlo Baez con caratteristiche chiaramente diverse e in determinate partite. Però sulla scelta in determinate partite. Sulla scelta di ieri di Roberto Occhiuzzi penso volesse lanciare sinceramente un messaggio sbarazzino alla Regina. In panchina, eccetera. Il fatto che non c'era nemmeno Vera, scusami, il difensore colombiano, l'abbiamo presentato io e te con i video, cara Vincenza, qualche tempo fa nella nostra calcio e mercato, perché se ci dovesse essere Vera potrebbe giocare a sinistra e essere spostato a destra Bittante. Poi il calcio e mercato dirà di questo Bois, questo ragazzo millennial della Roma che ha avuto problemi seri ai crociati, eccetera. Ragazzo che io ho visto per 5-10 minuti nell'ultima partita interna contro il Cittadella. Insomma, è una squadra in divenire, questi ragazzi che si devono mano a mano inserire. Trinchera ne parla benissimo di Petre, giustamente è farina del suo sacco e quindi bisogna avere un po' di pazienza. Qui mi scrive Elio Principato, che salutiamo. Vincenza ti scrive, Elio Principato dice un saluto a Vincenza Cosentino Porosanque a Battaglia Regitana. Battaglia sarebbe Stella. Non importa, simpaticissimo Elio. Parte di questa bellissima comunque ha salutato a tutte e due. Grazie Elio, tanti cari saluti anche a te. Zio Elio, grazie per partecipare. È rimasto nel derby, ha salutato entrambi. Sì, è rimasto nel derby perché in effetti Stella Battaglia ha origine Regina, il papà è di Reggio Calabria. Non ci facciamo mancare nulla noi, Franco. Niente. Come giusto che sia. Nulla ci faceva mancare. Io posso aggiungere qualcosa? Prego, su Baez, mi vuoi rispondere su Baez? Sì, perché io mi sono trovato finora d'accordo con il bravo amico Attilio, sì. Su questa cosa assolutamente no. Mi perdonerai Attilio, però io non penso che Baez debba giocare in quel ruolo, non che debba giocare diversamente. Ho capito quello che vuoi dire tu, che è il messaggio. Ma dall'altra parte c'era Liotti, l'abbiamo conosciuto a Cosenza Liotti, che non mi dite che Liotti è un giocatore di categoria. È il messaggio che ha voluto lanciare Occhiuzzi nei confronti di Toscana e della squadra Regina. Non so se in queste circostanze invece abbiamo visto nelle prime partite Baez, al di là dei messaggi che si vogliono lanciare alle squadre avversarie, Baez deve giocare nel suo ruolo, perché il Cosenza c'ha quel giocatore, anche se gli altri ancora non li abbiamo scoperti, ma quel giocatore insieme a Carretta che conosciamo assolutamente bene. Ma Baez deve giocare nel ruolo in cui ci ha ammaliato nell'ultima
parte della stagione scorsa e in queste primissime giornate. No, ma è così, mi sono spiegato forse male io, nel senso che probabilmente... Ci sono altre domande per te sulla regina, che tu conosci molto bene la regina. No, probabilmente è chiaro che in quel ruolo Baez non dà il 100%, Baez dà il 100% quando viene utilizzato più avanti, però ai posteri lardo sentenze vedremo il campo cosa dirà. E allora, una domanda sulla regina. Cosa ne pensi di Bellomo, mai sbocciato, un giocatore che ha delle grosse qualità tecniche, non ricordiamo i tempi del Bari, allo Spezia eccetera, però può dare qualcosina anche in Serie B alla regina di Mimmo Toscano. Cosa ne pensa il giornalista Malena di Rolando? No, per quanto riguarda Bellomo, secondo me è la stagione della verità per lui, perché è arrivato in un momento, 27-28 anni. È arrivato in un momento in cui realmente ha le potenzialità per poter essere completo, per cui credo che sia una stagione anche importante e va supportato come sta facendo giustamente Mimmo Toscano. Dall'altra parte Rolando, quando è in condizione, credo ancora non sia al 100%, può essere importante anche in questa stagione e anche in Serie B. Ha caratteristiche importanti nell'uno contro uno, bravo sia ad offendere che a difendere, è un laterale completo, perfetto per la difesa a 3. Vincenza, vai, perché siamo negli ultimi 10 minuti, arrivano tanti messaggi, diamo spazio agli amici di Reggio e di Cosenza, dai. Allora, sì, siamo veramente, ce ne sono tantissimi. Avrei una domanda per Francesco. Eccomi. Allora, Francesco, ti chiedono che cosa ne pensi di fatto di questa voglia di fare bene da parte di mister Occhiuzzi, che però ha una peculiarità, e cioè, l'ha sottolineato anche prima Franco, lo sbaglio, se di sbaglio o di sbagli si può parlare, le responsabilità sono tutte mie, dice mister Occhiuzzi. Che cosa pensi di questo? Bagno d'umiltà? È un bagno d'umiltà, però adesso svelo a voi telespettatori quello che ci siamo detti anche nel blocco pubblicitario di prima. Lo vuoi dire? Lo voglio dire perché Dillo. bisogna essere onesti anche per chi ci segue. Franco, la tua trasmissione si rappresenta anche per questo. Grazie. Io sono convinto che invece Occhiuzzi abbia il coraggio, per non usare un altro termine un po' più volgare, ma ci siamo capiti abbastanza bene. La responsabilità è mia. Cari giocatori, mi prendo io sul groppone ogni cosa, e questo penso che sia, al di là della esperienza che forse ancora manca a mister Occhiuzzi, però un bellissimo messaggio, questo sì, alla squadra, ai giocatori, a quelli ancora un po' più inesperti, e questo è il messaggio che fa arrivare alla tifoseria, questo è il messaggio che fa arrivare alla città. Complimenti mister, perché io ho apprezzato questo passaggio assolutamente non secondario. L'ho apprezzato pure io, come tanti altri, insomma, che hanno seguito ieri. E se mi permetti, Franco, proprio su quello che ha appena detto Francesco, perché a seguire i nostri telespettatori fanno un piccolo apprezzamento che va letto. Francesco, sottolineano e dicono i tifosi rossoblù: vedi, la fortuna del nostro patrono Eugenio Guarascio probabilmente è anche questa. Probabilmente lui non è stato, lo diventerà, io me lo auguro, insomma, come tutti noi, un tifoso accanito anche lui del Cosenza. Però si sta innamorando. Però, a parte che si sta innamorando, però ha una grossa fortuna e anche intelligenza arrivata a questo punto, riesce a circondarsi di persone che invece amano il Cosenza, quindi un punto questo a favore per il patrono Eugenio Guarascio, che magari lo può anche far vedere in qualche modo in accezione ancora più positiva dai tifosi rossoblù. Che cosa ne pensi, Francesco? Guarascio è un uomo fortunato, parliamoci chiaro, a Pescara eravamo tutti lì a vederci, sapevamo benissimo come andava a finire, per fortuna è andata a finire in quel modo, perché Guarascio è un uomo fortunato. L'anno scorso, la scorsa categoria, nessuno poteva immaginare quello che è accaduto, ma Guarascio è un uomo fortunato. Io per primo, forse noi. Però permettetemi di dire una cosa su mister Occhiuzzi. Io, da giornalista in realtà, oltre un ventennio, vado a vedere qualche particolare durante magari le partite, non solo i giocatori, non solo le giocate, non solo i moduli. Avete notato tra fine primo tempo, lo faccio io da telespettatore, a Franco e ad Attilio e a Vincenzo, avete notato che tra fine primo tempo e inizio secondo tempo il mister si è avvicinato ad un suo collaboratore e si è fatto vedere le schede, non so che cos'altro ha potuto visionare in campo. Anche questo è un sinonimo importante. Giusto. Significa che è un allenatore che studia, che sta studiando. Se uno c'è il piede destro, c'è il piede sinistro, che devo mettere, piedi invertiti. Su questo la fortuna c'entra, però Occhiuzzi da una parte
e Toscano dall'altra, che è stato diciamo suo allenatore, sono due che hanno studiato e studiano. La Diciamo fortuna che assolutamente aiuta. Mimmo, come ha detto Tullio Calzone, il mio collega al Corriere dello Sport, è uno navigato, esperto, ha vinto campionati, insomma, ha molta più esperienza. Occhiuzzi alla vigilia ha detto c'ha il focus del martello pneumatico, è un martello. Sì, certo. Occhiuzzi qualcosa l'ha presa da Toscano sicuramente, l'ha presa da Braglia, da Rosell, con chi ha collaborato, e naturalmente adesso è un emergente. Sì, però avendo la fortuna un po' tutti di conoscerli entrambi, caratterialmente sono diversi. Come no? Uno è calmo, tranquillo. Mimmo Toscano studia 24 ore su 24 come Roberto Chiuzzi, e in questo possono avere sicuramente molto in comune. Da una parte però Mimmo Toscano è un motivatore, non a caso viene chiamato il cannibale. Il cannibale, dall'altra bravo. parte Roberto Chiuzzi è uno studioso del calcio, 24 ore su 24, lo abbiamo detto, è anche più misurato, ma è bravo ad entrare nella testa dei suoi calciatori, non per forza con modi alla Conte, per dire. È un allenatore, secondo me, che avrà la capacità nel corso della sua carriera di poter far bene, anche e soprattutto per la sua pacatezza. Senti, ci chiedono, ormai praticamente stiamo facendo come dire, una risonanza maniera, un DNA tutti quanti. Gli Ozzi, cosa ne pensi di Gliozzi? Come si è mosso ieri Gliozzi secondo te? Perché Petre è rimasto in panchina, questo ragazzo dell'Under 21 della Romania di Bucarest? No, ancora deve ambientarsi, secondo me, Gliozzi, e non è la partita giusta per giudicarlo, anche perché poi il Cosenza per 90 minuti semplicemente non ha potuto fare il Cosenza, ma ha pensato solamente a difendersi e non poteva accadere diversamente. Vai Ecco, Vincenzo, altre domande, siamo quasi in chiusura. Se mi permetti, a giro ai nostri due ospiti, ovviamente anche a te. Se mi va di rispondere, sì. Ma io penso proprio di sì, Franco, ti conosco. Tu sei uno che dove ti tocchiamo, sei lì pronto per. E che aspettative abbiamo? Spendete qualche parola per la prossima partita contro il Lecce? Allora, facciamo una cosa, io ti stoppo un attimo. Dico ad Enzo Leonetti di mandare subito il prossimo turno, eccolo qua, e così lo andiamo ad inquadrare con le partite, sia del Cosenza naturalmente che della Regina. Vai. Cosenza-Lecce. Cosenza-Lecce, allora diciamo subito, domenica alle 15. Esattamente. Cremonese-Brescia, Empoli-Pisa, Monza-Chievo, Pescara-Frosinone, la Regina, come abbiamo detto prima, andrà a Pordenone, Reggiana-Cittadella, Salernitana-Ascoli, Spal-Vicenza e il Venezia contro l'Entella a Virtus Entella. Allora, la Regina giocherà a Pordenone sabato alle 14, perché molte partite si giocheranno di sabato, come è lo status quest'anno della Lega di Serie B, mentre 2 partite soltanto si giocheranno domenica. Abbiamo detto Cosenza-Lecce alle ore 15 e poi la partita che riguarda appunto Cremonese e Brescia si giocherà in posticipo alle ore 21. Allora, andiamo a rispondere, torniamo in studio, grazie. Vai. Rispondo io, Cosenza-Lecce è una partita assolutamente difficile da pronosticare. Io mi auguro che continui per il Cosenza questo momento di crescita. Continuità dei risultati. Di risultati, continuità dei risultati, ma di crescita anche del gruppo, di crescita anche della squadra. Quale migliore occasione se non concretizzare, incrociamo tutti le dita, con una squadra forte, fortissima come il Lecce, assolutamente. Però io penso che in casa il Cosenza, non so perché, ma mi dà la sensazione che quest'anno, a differenza delle squadre di Braglia, possa dare qualcosa in più, Franco. Dall'altra parte però troveremo i vari pettinari, troveremo i vari Vermacco. È una squadra di assolutamente alto livello. Sarà una partita particolare per Stefano Trinchera. Per Stefano Trinchera, perché dall'altra parte c'è il suo punto di riferimento che è Corvino, no? A parte Corvino. quello, a parte il feeling con Pantaleo Corvino, sarà la partita di Stefano Trinchera, salentino di Copertino. Ha giocato nel Lecce in Serie A. Ha giocato nel Lecce, è partito, la sua carriera è anche partita da Lecce, sarà una battaglia in campo. Poi Stefano Trinchera è il primo tifoso del Cosenza oggi, non potrebbe essere anche questo caso. Come te lo spieghi questo 3-0 del Lecce a Brescia della scorsa settimana? È una Serie B troppo imprevedibile, Franco, purtroppo. Per noi è complicato dover ipotizzare dei pronostici. Il Lecce una settimana è lì pronto a stupire, dall'altra parte poi perde 3-0 sotto i colpi del Brescia e il Brescia poi perde con il Chievo Verona a sua volta. Troppo difficile da ipotizzare, ma sul Cosenza-Lecce mi aspetto comunque un Cosenza battagliero che possa mettere a ferro e fuoco soprattutto gli esterni del Lecce, che poi alla fine potrebbe giocarsi lì la partita. Senti, per quanto riguarda il Pordenone, che cosa mi dici? Ma credo che il Pordenone quest'anno... Ha perso 2-0 a Cittadella? Sì, ha perso 2-0, probabilmente mentalmente non si è ancora calato perfettamente in questo campionato, ma è una società che ha ambizioni importantissime, certificate dall'ultima sessione di calciomercato, spendendo 2 milioni e mezzo per Dura per la Regina, secondo te, questa sfida? È uno degli avversari più complicati perché il Pordenone ha fame.
però dall'altra parte c'è una squadra che potrebbe essere ancora più affamata del Pordenone e alla ricerca della sua definitiva consacrazione come la Reggina. Ripeto, non può non esserci l'amaro in bocca e la voglia di andare a Pordenone per fare l'intero bottino, per portare a casa l'intero bottino in palio. Ripeto, strascichi... Comincia ad entrare nel vivo il campionato. Sì, strascichi non me ne aspetto sinceramente, mi aspetto che la Reggina possa anche in questi pochi giorni resettare tutto, ma Chiavari e Cosenza forniscono una lezione alla Reggina ha le capacità... ha parlato più di gente che si specchia. No, ma secondo tanto. me non è nemmeno una questione di una formazione che si specchia, ma più che altro di nervosismo e della troppa voglia di vincere. La Reggina deve ritrovare, secondo me, a questo punto quella tranquillità e non per forza l'ossessione di arrivare ai 3 punti. Abbiamo un'ultima domanda, siamo in chiusura? Franco, ti aprono e chiudono una parentesi. Un nostro telespettatore ti dice: caro Franco, Baez ha giocato laterale destro perché Corsi non è un uomo di spinta e sostanzialmente non abbiamo a disposizione altre alternative. L'ho detto prima, se mi date la camera ve lo rispiego, non abbiamo a disposizione altre alternative, l'unica alternativa oltre a Corsi, che quando entra poi praticamente fa dell'impegno la sua arma migliore a mio parere, è Bittante. Però dall'altra parte non c'è ancora Vera. Il colombiano, l'ho detto prima, perché ha avuto il Covid, ha avuto problemi a Lecce, eccetera, ha lavorato prima a parte, adesso si inizia a aggregare al gruppo, quindi quando ci sarà Vera vi posso anticipare che Vera giocherà dalla parte sinistra e dall'altra parte avremo Bittante, in attesa di questo ragazzo di cui ho parlato anche in precedenza. In attesa di Corsi. Ecco, di Bois cosa ci puoi dire? Doveva essere l'abbiamo detto l'altra volta, eccetera. L'abbiamo detto l'altra volta brevemente, ha tutte le potenzialità per essere un crack. Benissimo, allora siamo giunti ai saluti finali. Vincenza? Franco, io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio te, ovviamente saluto nuovamente la collega Stella Battaglia, vi ricordo che stasera, se volete rivederci, la replica di Replay andrà in onda sempre qui su TEN canale 10 del digitale terrestre alle ore 23. Grazie per essere stati con noi. Grazie, noi ci rivedremo invece con Replay lunedì 26 sempre alle ore 15. Grazie a tutti gli amici calabresi e della Sicilia. Arrivederci.